La località, ora denominata Correzzo, in comune di Gazzo Veronese, è sorta in prossimità della strada romana via Claudia Augusta, che da Pisa, passando per Ostiglia e Verona, raggiungeva la città di Augusta in Germania. L'antica chiesa di San Giovanni Battista è stata costruita forse su di un cimitero romano, come testimoniano le lapidi funerarie romane murate alla base della parete sud della chiesa. Nel VII-VIII secolo d.C. a Correzzo è documentata la presenza di un insediamento longobardo con popolazione di religione ariana e luogo di culto dove ora sorge l'odierna chiesa di San Giovanni Battista, santo al quale i Longobardi erano particolarmente devoti. La prima notizia scritta relativa alla chiesa è però risalente al 1307. Nel 1685 l'edificio, per volontà dell'arciprete Baldovino, fu completamente ristrutturato e portato nella configurazione attuale. È caratterizzato da 3 corpi costruttivi: la chiesa come struttura centrale con facciata rivolta a ponente, un oratorio addossato all'abside con entrata murata rivolta ad oriente e la casa canonica. Sulla parete a mezzogiorno, a livello terra, si notano murati dei bassorilievi funerari in marmo bianco di epoca romana e di particolare eleganza. La facciata è tripartita da 4 lesene ioniche che sembrano sostenere il timpano. Ai lati del portale, sormontato da un architrave sporgente con iscrizione, tra le lesene si vedono 2 nicchie e sopra una finestra a lunetta semicircolare. L'interno è a una sola navata. Nel 1967, anno nel quale fu inaugurata la nuova chiesa parrocchiale, a circa 1 chilometro di distanza, l'antico luogo di culto fu sconsacrato. Nel 2006, dopo un lungo periodo di abbandono, il complesso fu acquistato dal comune di Gazzo Veronese, che iniziò dei lavori di restauro e consolidamento, interrotti nel 2008.